È stata ritrovata sana e salva la donna originaria di Cormons e residente a Dolegna del Coglio, in provincia di Gorizia, che da mercoledì aveva fatto perdere le tracce. Grazie al lavoro certosino da parte dei carabinieri, del comando compagnia di Gradisca di Sonzo, dei colleghi delle stazioni di Dolegna e Cormons, dei vigili del fuoco e delle locali squadre di protezione civile, ieri mattina lieto epilogo. MR, le sue iniziali, 47 anni, è stata rintracciata in una via laterale di Brazzano, in comune di Cormons. Quanto si è potuto sapere, la donna si trovava in buone condizioni di salute al momento del ritrovamento. Ai militari, una volta identificata, ha espresso tutto il suo stupore dal clamore suscitato dalla vicenda. MR non ha dato motivazioni chiare in merito al suo volontario allontanamento. Pare che la stessa abbia dichiarato che aveva bisogno di qualche giorno di pausa, lontana dai riflettori, per poter capire e decidere il suo futuro. L'importante è che il finale, a lieto fine, è stato scritto. Il prossimo 13 settembre Papa Francesco, in visita al Sacrario Militare di Re di Puglia in provincia di Gorizia, si recherà per un momento di commemorazione anche al cimitero che nella stessa località esontina accoglie le spoglie di 15.000 caduti dell'esercito austro-ungarico. Lo ha annunciato stamani l'arcivescovo di Gorizia Carlo Radaelli. Il Papa celebrerà la messa al Sacrario di Re di Puglia per commemorare i caduti di tutti i conflitti nel centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. 8 persone sono state denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Trieste dopo essere state sorprese alla guida sotto effetto di alcol e droga. Per far fronte alla situazione che sta creando notevole allarme nell'area triestina, i militari dell'Arma hanno messo in atto un'operazione di controllo nel fine settimana attraverso drug test e alcol test. Le denunce hanno riguardato 5 persone di Trieste, una persona di Pordenone, un campano e un bosniaco. Tutti erano alla guida di auto nelle strade cittadine sotto effetto di stupefacenti o alcol. Il problema sollecitato dal Confartigianato in questa giornata è abbastanza grosso. Si tratta di tutelare i piccoli, forse i grandi a livello europeo sono già tutelati, i grandi trasportatori. Ecco, il problema dei piccoli, come è possibile farlo? Si può parlarne in sede europea? Beh, questo è un tema proprio quello del cabotaggio che riguarda proprio l'integrazione dei trasporti a livello europeo. Il problema è che nel momento in cui si mettono delle regole e poi non si verifica se sono rispettate, allora si corre il rischio veramente di fare una concorrenza sleale tra i vari stati. L'obiettivo Europa è proprio quello di avere una equità di trattamento, ma soprattutto un'eguale possibilità di essere competitivi sul mercato. Se questo non avviene è necessario intervenire con i mezzi dovuti. Chiedono più controlli forse sulle strade, questo se lo si potrebbe dare? Sì, magari anche attraverso l'ausilio di tecnologie o comunque essendo più puntuali, magari più presenti, ecco, soprattutto pensando che comunque l'autotrasporto deve essere necessariamente controllato, non possiamo avere controlli a tappeto sugli automobilisti e poi avere controlli insufficienti sull'autotrasporto merci. C'è un'altra questione, che i costi dei paesi dell'est per quanto riguarda appunto gli autisti e quant'altro è molto inferiore rispetto al nostro, e anche questa è una concorrenza, no? Sì, questa è una concorrenza che ci mette ancora una volta di fronte al fatto che i costi della produzione non sono uguali in tutti gli stati, questo l'abbiamo evidenziato più volte, e finché avremo un mercato unico con moneta unica ma diversi costi produttivi, allora la competitività non può essere espressa appieno, quindi l'imprenditore ovviamente italiano è svantaggiato. Su questo che potreste anche calcare la mano, insomma, a livello parlamentare. Sì, io direi di sì, questo è l'obiettivo veramente a lungo termine, medio-lungo termine che ci si pone, non possiamo aspettarci di risolverlo dall'oggi al domani, anche perché necessariamente c'è una cessione di sovranità dei vari stati nazionali e quindi questo è un percorso che richiede anche dei tempi fisiologici, ma da parte nostra io penso che ci sia la disponibilità. La Confartigianato Trasporti ha inteso incontrare il parlamentare europeo De Monte per spiegare com'è la situazione appunto del trasporto. Qui da noi, perché forse a livello europeo è diverso rispetto a quello italiano che soffre di concorrenza anche dagli altri paesi europei. Quali sono le cose più critiche? Le situazioni più critiche sono il cabotaggio, che ha delegittimato
e fatto chiudere sicuramente moltissime imprese del Friuli Venezia Giulia e non solo. Cabotaggio vuol dire sicuramente trasporto merci, vuol dire arrivare in Italia con un paese con un carico internazionale, dopodiché poter fare 3 operazioni di cabotaggio, che vuol dire mercato interno del paese dove hai scaricato, però dopo 3 operazioni deve uscire da quel paese e tutto questo deve essere monitorato e scritto su un libretto. A questo punto però voi cosa chiedete ufficialmente all'Europa, perché la Demonte rappresenta l'Europa, la nostra nazione in Europa? Chiediamo che la situazione del cabotaggio debba essere sicuramente controllata e noi chiediamo controlli molto più invasivi nel paese Italia. Chiediamo che ci siano anche dei cambiamenti per quanto riguarda la presentazione e documentazione internazionale, perché ormai con questa documentazione c'è una falsificazione enorme e la polizia non è in grado di andare a fare i controlli incrociati per stabilire che quello non è un documento idoneo. L'allargamento Europa non ha previsto una moratoria o un equilibrio di reciprocità, perciò noi ci troviamo davanti a dei costi del 40% inferiori loro e vengono a portarci via il lavoro e i nostri committenti sicuramente utilizzano loro. Era il novembre dello scorso anno quando siamo venuti in via Rombon a Udine, dove i cittadini avevano sottolineato il fatto che qui da diversi anni il marciapiede è uguale, anzi pericoloso, c'è l'erba, c'è quant'altro. Lei da quanti anni vive in questa zona? 50. Da 50 anni. E il marciapiede è sempre uguale? Sempre, anche peggio perché era l'erba alta così. Però almeno l'erba viene tagliata, però il resto Sì, è un po' pericoloso, penso, è per lei. Guardi. Ecco, perché è Ecco. pericoloso lei che cammina, che... Andare qua, bisogna andare di lì. Il signor Nino aveva fatto più volte le sue rimostranze al comune e non è successo nulla. Sono stato tante volte anche con l'assessore Pizza e detto tutto, non so se sono venuti a vedere, anche il signor sindaco che abita qua in zona non si preoccupa di via Gorizia, di questa via Monte Rombon, sono 40 anni ancora. Neanche un marciapiede, un po' di porfido, qualche cosa, un po' di hanno fatto solamente la cemento piazzetta armato, lì su via. Sì, hanno fatto no, una grande questa piazzetta. con l'idea di proseguire ancora questa via qua, via Monte Rombon, e invece non si è visto niente. Insomma, allora mi hanno preso in giro, il signor Pizza non lo so perché, non capisco, perché sono tanti anni in queste condizioni. Per cortesia, assessore Pizza, non so, io l'aspetto qui, abito qua, in questa via qua, mi faccia sapere qualcosa. Da quanto tempo voi aspettate questo marciapiede? Perché come lei saranno tutti gli altri abitanti. Anni. Io abito qua da 40 anni, la signora da 50 e sti marciapiedi non si fanno mai. Non so se è questione di qualche politica, qualche cosa. Siete antipatici? Non li siamo antipatici, ma io penso di aver pagato sempre le mie tasse al comune, sempre puntuale, sempre un bravo cittadino, modello, perché pulisco anch'io qua il marciapiede, per non aspettare qualcun altro perché pulisca. Insomma, mi aiutate, sì o no? Non lo so, ma i marciapiedi rimangono sempre così, pieni di schifezze di cani, insomma, giustamente vedono la schifezza e rimettiamo ancora schifezza su. Io vi ringrazio, speriamo che qualcosa succeda. A Gemona del Friuli tutto pronto per la riconversione dell'ospedale, riconversione che però non viene accettata da cittadinanza e soprattutto dai comitati da voi costituiti. Per quale ragione trovate un'alternativa che secondo voi è maggiormente auspicabile? Noi sappiamo che la riconversione tanto sbandierata è la chiusura di fatto dell'ospedale per acuti che serve non solo il gemonese ma anche il Tarcentino e buona parte della montagna a nord verso Tarvisio. Questo per noi è un fatto inaccettabile che non accetteremo per niente e ci prepariamo anche ad azioni eclatanti per difendere quello che abbiamo, che è il minimo indispensabile a questo territorio. E adesso, d'ora in poi, dove dovreste andare? A Tolmezzo? Noi siamo già con l'azienda numero 3 collegati con Tolmezzo, che è l'ospedale di rete di riferimento. Poi ci entrerà nella costituenda azienda Alto Friuli e Collinare anche San Daniele. Quindi noi saremo divisi fra i due ospedali di riferimento di rete
e Gemona diventerà soltanto un poliambulatorio, questo nelle intenzioni della Regione, solo un poliambulatorio e niente di più. Secondo voi è una scelta solo politica, avete dichiarato, perché la stessa situazione si sta verificando in quel di Cividale e in quel di Gorizia? Infatti la politica purtroppo presenta il suo lato peggiore anche in questo caso, perché penalizza le aree di montagna come la nostra, come il Cividalese o il Magnaghese, nonostante che la nostra Presidente Serracchiani sia anche l'assessore alla montagna e abbia dichiarato sempre e comunque di difendere la gente che vive in montagna. Avete dichiarato che comunque investimenti fatti altrove sarebbero pari al costo del mantenimento del vostro ospedale. Basta sottolineare soltanto il fatto che la Giunta regionale recentemente ha finanziato il Teatro Verdi di Trieste con 15 milioni, che è l'esatto costo dell'ospedale di Gemona per un anno. Una segnalazione che muovete, ad esempio, il problema dello spostamento degli anziani. Lei parla anche pensando alle valli del Natisone. Noi facciamo un discorso che è complessivo, non ci limitiamo a Gemona e al gemonese come qualcuno tenta furbescamente di far credere. Noi diciamo che i territori periferici purtroppo vengono depauperati e sono stati depauperati ancora dalla Fasola in poi a vantaggio dei grandi ospedali provinciali. Questo si vede tranquillamente dai dati economici. Tutti quanti sanno che per completare l'ospedale di Udine serviranno almeno una quarantina di milioni e per rifare Pordenone circa 70, quindi questi soldi qui dove verranno fuori? Verranno fuori dalle parti più deboli e quindi è una politica che toglie ai poveri per dare ai ricchi. Basta i campanilismi, però, dichiara l'assessore Telesca, c'è bisogno di una riforma complessiva, di potenziare il territorio. Siamo perfettamente d'accordo con la dottoressa Telesca, soltanto però avere un arbitro che ha la maglia di Udine certamente non giova e non aiuta, perché sappiamo benissimo che i veri sperperi, i veri sprechi si sono negli ospedali provinciali, non nelle periferie. E poi io vorrei dire alla signora Telesca che quando avrà bisogno di un intervento di pronto soccorso dopo le 8 di sera nelle nostre zone, come farà per arrivare viva fino a Udine o fino all'ospedale di riferimento più vicino? A Udine ci sono i doppioni, lei dice di tagliare quelli? Voi non siete un doppione, non vi sentite un doppione? La Regione considera per esempio la chirurgia di Gemona un doppione, dove si fa soltanto day hospital e week surgery per esempio, con numeri certamente di tutto rispetto, tant'è vero che nessuno li contesta. Invece i veri doppioni sono a Udine, sono in altri posti, in grandi ospedali, per esempio le 2 cardiochirurgie di cui nessuno parla, le 2 neurochirurgie di cui nessuno parla, le 3 anatomie patologiche, i diversi primariati di anestesia che ci sono a Udine e poi potremo continuare tranquillamente in tanti altri sprechi e sperperi. Un mese fa ci eravamo visti per discutere delle criticità relative alla posta a Varmo. Da un mese cosa è cambiato? È cambiato poco ancora, a dire la verità. Abbiamo fatto degli incontri con i responsabili regionali e di zona con i quali ci siamo accordati per dare delle linee guida per la distribuzione corretta della posta, però attualmente non ho ancora nessun riscontro positivo di dire la gente si è rasserenata e tranquillizzata. Siamo ancora nella fase abbastanza acuta della problematica. Quali sono le ripercussioni che si abbattono sulla popolazione? Sono sempre queste, i disagi che si stanno portando avanti sono quelli della mancanza dell'arrivo della posta. Abbiamo diverse persone che non ricevono fatture, non ricevono avvisi di pagamento, continuano a essere tagli all'Enel o alla Telecom perché non vengono pagate e quindi questi sono i maggiori disagi che continuiamo a riscontrare. Persone che rimangono senza luce e senza telefono, ma anche attività commerciali che si trovano in grossa difficoltà. Assolutamente sì, ma diciamo che le attività commerciali forse sono quelle che ne risentono di meno, anche perché hanno già bancalizzato sia le fatture con le ricevute vanno direttamente in banca. Sono più gli utenti, forse gli anziani, che hanno meno abitudini a questo e che quindi riscontrano le maggiori difficoltà. Devo dire anche che nell'accordo che avevamo fatto insieme alla Posta e ai responsabili delle poste c'era un vandemecum per l'utilizzo, per la consegna della posta. Vogliamo indicare e mandare un depliant a tutte le persone, a tutte le famiglie per far sì che si regolarizzino, perché dobbiamo dire anche le verità come stanno, che non tutti hanno il numero corretto sulla porta o sull'entrata della propria abitazione, quindi essendo tutti postini nuovi o giovani non conoscono le persone e devono fidarsi del numero. Sbagliato il numero o almeno non collocato al posto giusto il numero, è chiaro che ci sono dei problemi. Però questo è un problema che in qualche maniera lo riusciamo a capire, non capiamo il perché la posta non arrivi, questo è il vero problema. Problemi alla posta a Varmo, quali disagi avete riscontrato? Abbiamo riscontrato che la posta arriva dopo 15 giorni, un mese, dopo che le cose sono già scadute e strascadute.
e poi sbagliano buchetta, mettono da altre parti e io pure adesso ho messo il nome, cognome, ex numero civico, perché facendo il censimento nuovo hanno cambiato i numeri civici, però ugualmente mi arriva la posta del vicino, la mia vicina mi porta la posta eccetera. Una volta avevano staccato il gas anche a me, non so perché. Sono venuti qui, eravamo dentro nel bar, potevano chiedere, no? Perché a volte si può anche dimenticarsi di pagare, ma non si può staccare subito senza avviso, no? Federica Copetti di Osoppo è la vincitrice del Percotto Canta 2014, serata che si è svolta senza la presenza del pubblico per gli operatori del settore e giornalisti. La parola ai protagonisti. Signor Sindaco, un bel debutto anche per lei. Sì, è la mia prima edizione da sindaco e purtroppo insomma il brutto tempo ha rovinato questa serata. Chissà quanto lavoro c'è, insomma capisce anche il dispiacere, il rammarico e l'occhio lucido insomma di più di qualcuno dell'organizzazione dell'associazione Percotto Canta, a cui vanno tutti i complimenti per quello che hanno fatto. Ecco. Senta, poi di questi tempi, no, dove c'è difficoltà a raccogliere i finanziamenti e poi anche le amministrazioni comunali più di tanto non possono aiutare le associazioni, insomma riuscire a portare in porto un evento come questo, che è considerato una sorta di apripista per i palcoscenici non solo nazionali, si dice non vuol dire così poco, no? No, penso che le istituzioni insomma, abbiano una grossissima responsabilità, un grossissimo dovere nel sostenere queste realtà che portano lustro al territorio. I momenti non sono assolutamente dei più facili e ci dobbiamo tutti quanti insomma, impegnare, noi delle istituzioni impegnare per far sì che queste manifestazioni continuino insomma, a portare lustro e così fanno del nostro territorio insomma, un qualcosa di veramente prezioso. Turismo alternativo? Può essere anche questo un turismo alternativo, certo. Percotto Canta 2014 quest'anno, causa maltempo, si è svolto a porte chiuse, cioè praticamente riservato, come si dice, agli addetti ai lavori. Sta di fatto che la giuria ha votato bene. Beh, voglio dire, è stato particolare, è stato comunque molto bello perché racchiusi in una sala prove magari senti ancora meglio gli errori, senti ancora meglio le stonature, senti ancora meglio se c'è calore, se non c'è. E è stato comunque bello, è stato comunque molto, come posso dire, molto fisico l'incontro con questi artisti, con questi possibili nuovi talenti. E devo dire che qualcosina di interessante c'era, capito? Il fatto di avere l'orchestra dal vivo è una cosa unica, perché normalmente arrivano col dischetto o con la chiavettina e cantano su delle basi magari midi, magari orrende. Invece questa orchestra, con gli errori, con qualche stonatura, ha dato un grande calore. Nevio è bravissimo, voglio dire, si porta avanti un fardello incredibile e io gli ho fatto i complimenti. Io qui vengo molto volentieri perché vedo una cosa seria, una cosa reale, una cosa istintiva che nasce dal sudore, che nasce dalla voglia di fare. E non si sa mai che si riesca a trovare veramente il nuovo artista da portare avanti. Quindi contate pure su di me, grazie. Senta, questa musica italiana, diciamo così, rispetto al calcio, usando una metafora molto di voga in questo periodo, regge il ritmo mondiale. Io stasera ho parlato con i miei amici proprio di questo. Ahimè, devo dire che ci si confronta sempre con pezzi inglesi, si sa che la lingua inglese è più comoda per cantarla, ci sono dei pezzi molto, molto belli. Come abbiamo visto l'Italia è stata eliminata subito ai campionati del mondo perché in Italia ci sono troppi stranieri, la Germania invece sono quasi tutti del posto e io vorrei tanto fare qualcosa per la musica italiana, nel senso che
vorrei invogliare questi ragazzi a provare di più a cantare in italiano. Da lì si capisce meglio se e come procedere. Allora Giuliano, specifichiamo una cosa, quest'anno causa maltempo l'edizione si è dovuta svolgere a porte chiuse, cioè solo per addetti ai lavori. Sta di fatto che gli addetti ai lavori hanno ascoltato i protagonisti e alla fine ancora una volta, seppur a ritmo ridotto, ha funzionato questa manifestazione. Sì, effettivamente è stata una cosa abbastanza nuova per noi, ci siamo trovati con questo maltempo che non ci ha dato tregua ed è stata una sensazione nuova, molto diversa. Ecco, noi anche per questo non mostreremo le immagini per quanto riguarda, perché siamo arrivati proprio all'ultimo momento, in fase anche di premiazione, perché ci avete invitato, come stampa ci siamo presentati nel dopo gara. Che edizione sarà la 2015? Perché già te la chiedo. Dobbiamo chiudere intanto la 2014 e ci sentiamo in dovere di dire che manifestazioni come la nostra purtroppo non hanno il riscontro che noi pensiamo che possano avere. Ci troviamo in grossa difficoltà appunto perché le istituzioni, è brutto dirlo, ma sembrerebbe che ci snobbino. Vai fuori tranquillo col sassolino sulla scarpa, perché è giusto, voi vi date da fare, siete un avvenimento che traina anche il Friuli Venezia Giulia e qualcuno fa orecchie da mercato. Noi abbiamo una storia di 27 anni, abbiamo continuità, diamo sempre innovazione, cerchiamo di portare sempre qualche cosa di innovativo appunto, ci impegniamo, pensiamo di fare una cosa veramente unica per il nostro territorio e ci dispiace che non ci sia, secondo noi, la giusta considerazione. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per martedì 29 luglio. Giornata decisamente instabile con nuvolosità variabile, più intensa sull'alta pianura e sulle prealpi, con frequenti rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti con possibili piogge intense. Fra gli episodi temporaleschi ci saranno comunque delle schiarite, specie sulla costa dove soffierà in prevalenza vento da sud-est. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.